Sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Finito il discorso che vi abbiamo lasciato la volta precedente sull'emuntorio dell'intestino, oggi andiamo a parlare dell'emuntorio epatico e anche di quello biliare. Esistono stretti rapporti tra il fegato e l'intestino. Infatti, le sostanze nutritive arrivano al fegato attraverso la vena porta, però vi arrivano anche le sostanze di rifiuto, provenendo le une e le altre dall'intestino. Per contro, il fegato riversa le secrezioni della bile nell'intestino. Quindi tutti i disturbi del fegato e della vescichietta biliare, che è la cistifellea, hanno ripercussione sul funzionamento intestinale e viceversa. Andiamo a dare un attimo uno sguardo al fegato. Il fegato è la più voluminosa delle ghiandole annesse al tubo digerente. Ha numerose relazioni con l'apparato digerente, propriamente detto, ma riveste anche importanza capitale per il funzionamento organico generale. È situato a destra, nella parte superiore della cavità addominale, sotto il diaframma. È quasi interamente protetto dalla gabbia toracica e per questo fatto se ne può palpare solo una minima parte. Il fegato è costituito da 2 lobi e la ghiandola epatica è irrorata da 2 vasi sanguigni. Il primo è l'arteria epatica che conduce al fegato un sangue ricco di ossigeno proveniente dall'aorta. Il fegato, come il resto degli altri organi, ha bisogno di questo ossigeno per poter funzionare correttamente. Mentre invece il secondo vaso è la vena porta, che conduce al fegato un sangue ricco di sostanze nutritive prelevate dal bolo alimentare a livello dell'intestino. L'arteria epatica e la vena porta penetrano nel fegato, si ramificano in una quantità di capillari che vanno a insinuarsi fra le cellule epatiche ed il sangue entra così in contatto intimo con le cellule del fegato che ne preleveranno le sostanze nutritive, ma lo andranno anche a depurare dai suoi rifiuti, perché ogni cellula epatica agisce come un filtro incaricato di depurare il sangue. E dopo aver attraversato il filtro epatico, il sangue purificato e carico di materiali utili si inoltra nei capillari per essere versato attraverso le vene sottoepatiche nel circolo sanguigno generale. Il sangue quindi arriva nel fegato con un afflusso, pensate, di 1 litro al minuto. Questo apporto, in questa misura, costituisce la garanzia di un lavoro epatico normale. Se invece la circolazione sanguigna rallenta o magari per mancanza di attività fisica o anche per ispessimento del sangue che è causato dalle sostanze di rifiuto, l'afflusso cosa succede? Diminuirà e la pressione con cui il sangue arriva al fegato non è allora più sufficiente affinché il filtraggio avvenga correttamente. Il fegato si congestiona e il sangue non purificato raggiunge il circolo per vie collaterali. È questo l'inizio dell'inquinamento umorale o terreno, in base a come quando vi abbiamo detto fino alla puntata precedente. Il fegato ha molte funzioni, sia digestive che ormonali, ma non per allontanarci troppo dall'argomento, vi dirò solo le funzioni inerenti alla depurazione del sangue. Sappiate che il fegato uccide i microrganismi e i virus e neutralizza le loro tossine.
Il fegato inattiva e scarica tutte le sostanze tossiche assunte all'organismo, quali additivi alimentari, vitamine sintetiche e minerali pericolosi, medicinali tossici, eccetera. E concludendo, il fegato estrae dal sangue le sostanze di scarto e i residui del metabolismo cellulare, come cellule morte, minerali deteriorati e residui di combustione, e elimina le scorie derivanti da fermentazioni e anche da putrefazioni intestinali. Ed ora parliamo delle vie biliari. Una delle funzioni appunto del fegato è la secrezione della bile con azione continua. Essa si convoglia nelle vie biliari. All'interno di ogni lobulo epatico corrono piccoli canali, i canalicoli biliari, che raccolgono la bile prodotta da queste cellule e la dirigono infine nei due tronchi, cioè i canali epatici destro e sinistro, che drenano ognuno la metà corrispondente del fegato. Questo dovete imparare a ascoltare bene, perché così poi capirete anche perché si formano poi i calcoli. Questi due canali convengono a formare il canaletto epatico. Quindi la vescichetta biliare è un piccolo serbatoio di bile in cui essa si accumula durante l'intervallo fra le digestioni. È collegata alle vie biliari per mezzo del canale cistico. Il canale cistico e il canale epatico poi si riuniscono a formare il coledoco, quante volte lo sentite questo nome, che si apre nel duodeno e rappresenta la via permanente di eliminazione delle sostanze tossiche verso l'emuntorio intestinale. Il fegato lavora al rallentatore, spesso a seguito di un affaticamento dovuto a un eccesso alimentare. Questo è per spiegarvi il deflusso, quindi della bile che avviene male. Quindi la seconda è appunto la vescichetta biliare che ha perduto la sua tonicità, oppure anche il funzionamento dello sfintere che si chiama diodi, che avviene in modo spasmodico, cioè una tensione nervosa. Allora la bile ristagna troppo a lungo nella vescichetta, si ispessisce, poi i rifiuti che si trovano cominciano a raggrummarsi formando dei piccoli calcoli che viene chiamata la ghiaietta, che col tempo possono anche diventare grandi come noci. Se i calcoli sono piuttosto piccoli, saranno espulsi dal dotto cistico e dal coledoco. Può tuttavia accadere che un calcolo rimanga bloccato in uno di questi canali e si ha allora la colica molto dolorosa che richiede cure energiche. Quando i calcoli sono troppo grossi per poter essere espulsi e rimangono nella vescichetta, il loro volume con l'andare del tempo aumenta e sotto il loro peso la vescichetta perde tonicità, si abbassa e dà a lungo infine un'aptosi, cioè di conseguenza il deflusso della bile sarà alquanto disturbato. Quando poi i disturbi si fanno molto gravi, si procede all'esportazione purtroppo della vescichetta. Molti allora si domandano come possa avere luogo lo smaltimento della bile in assenza di cistifellea. E in questo caso resta il coledoco che fa da ponte fra il fegato e il duodeno. Tuttavia lo smaltimento avviene continuamente e perciò al momento dei pasti non ci sarà a disposizione una riserva di bile. E questo mutamento esigerà allora un riadattamento dell'alimentazione se si vorrà che la digestione si compia correttamente. Quando la bile ristagna nel fegato e nella vescichetta, provoca nella pelle una colorazione giallastra. Altro segno sono gli occhi giallastri, tipici, che è il segno della sofferenza del fegato.
Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove andremo a vedere le sostanze depuratrici sia a livello del fegato che a livello di bile. Se qualcosa non vi è chiaro, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Grazie e alla prossima puntata. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bentrovati amici, oggi voglio parlarvi di un pericolo che si nasconde nel mondo digitale, lo spoofing. Ma prima, che cos'è lo spoofing? Dunque, lo spoofing è una truffa in cui qualcuno si maschera da qualcun altro per ingannarci. Vi faccio un esempio ancora più semplice. Immaginatevi di ricevere una telefonata dalla vostra banca, ma in realtà è un truffatore che si spaccia per un operatore. Oppure, un altro esempio, un'email che sembra provenire da un vostro amico ma contiene un link pericoloso. Ecco, questo è lo spoofing. Naturalmente esistono vari tipi di spoofing. Troviamo lo spoofing telefonico, dove il truffatore vi chiama fingendosi un'azienda o magari un ente pubblico per rubare dati personali o denaro. Lo può fare anche via email, ricevendo delle email che sembrano provenire da una persona o un'azienda conosciuta, ma in realtà sono false e contengono link o allegati molto pericolosi. Naturalmente non poteva mancare anche lo spoofing di siti web, quindi una persona visita un sito web che sembra identico a quello di una banca o di un altro servizio, ma è falso e serve a rubare naturalmente le credenziali. E infine troviamo lo spoofing di identità, dove qualcuno si spaccia per voi tramite social media o in altri contesti online per diffondere informazioni false e compiere azioni dannose. Quindi, come avete visto, lo spoofing è qualcosa di veramente pericoloso. Purtroppo ogni volta che c'è un'innovazione a livello tecnologico c'è sempre il rovescio della medaglia, che c'è qualcuno che è pronto a, diciamo, derubare il prossimo in vari metodi. Ma naturalmente c'è sempre una soluzione per poter evitare di cadere in queste truffe. E quindi come ci si protegge? Beh, naturalmente dovete essere molto cauti con le telefonate. Non fornite mai dati personali o bancari al telefono se non siete sicuro dell'identità della persona con cui state parlando. A livello di email, verificate sempre le email. Controllate sempre l'indirizzo del mittente e non cliccate mai su link allegati sospetti. Controllate per quanto riguarda internet i siti web, assicurandovi che l'indirizzo, come vi avevamo detto nelle puntate precedenti, sia corretto e che ci sia il lucchetto di sicurezza che lo trovate in alto nella barra degli indirizzi dove digitate il sito. E poi proteggete sempre i vostri dati non condividendo mai password, codici di sicurezza o altro. Naturalmente l'antivirus vi aiuterà anche ad evitare altre minacce. Se invece siete stati vittime, la cosa migliore da fare è, a livello bancario, contattate immediatamente la vostra banca o l'ente coinvolto. Quindi se avete fornito dei dati magari personali o così, chiamate subito la banca che provvederà a bloccare tutto. Cambiate subito tutte le vostre password, ok? Soprattutto quelle bancarie di posta elettronica, e denunciate naturalmente l'accaduto. Ricordatevi che la prevenzione è la migliore arma contro lo spoofing. Siate sempre cauti e non fidatevi di richieste di informazioni personali o denaro che vi sembrano sospette. Grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima.